Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di nuovo appuntamento con Effetto Serra, il talk show su social mercoledì, oggi dedicata alla musica, un'iniziativa che va avanti da anni, cerca l'edizione 2020 e parliamo di Bandiera Gialla Music Festival. Lo facciamo in compagnia di Giacomo Medas, che chiamiamo subito online, eccolo qua. Buonasera, ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Giacomo Meras è il direttore artistico di Incontri Musicali, che è l'associazione che organizza il Bandiera Gialla Music Festival. Innanzitutto, che cos'è? Spieghiamo che cos'è questa manifestazione. Allora, Bandiera Gialla, il Festival di Bandiera Gialla nasce 5 anni fa, o meglio, questa è la quinta edizione. Ecco, il tema qual era? E l'idea qual era? Quella di riproporre tutte le canzoni e gli artisti che hanno animato gli anni 60 in Italia. Per cui si ispira ovviamente al programma radiofonico di Arbore e Boncompagni e cerca all'inizio, di riproporre anche a livello regionale tutti quei gruppi che hanno alimentato la musica in quegli anni, gruppi tradizionali come i Nati Stanchi di Montalbano, per intenderci, insomma i Globuli Rossi, l'Equipe 2000, insomma erano tutti gruppi che all'epoca vivevano proprio per cercare di trovare la luce nel mondo della musica pop. E questo festival appunto nasce con quell'intento, poi si è allargato, andando a cogliere anche dei nomi importanti come Pietruccio dei Dick Dick, invitato in una delle edizioni, così come Mal, che ha partecipato addirittura alla trasmissione radiofonica di Arbore e Boncompagni. Allora, Bandiera Gialla, giustamente tu hai ricordato un programma cult, era una discoteca degli anni 60 e in Sardegna era molto attivo il fermento musicale, tanti gruppi che si affermarono, i cantanti che si affermarono anche a livello nazionale, Marisa Sannia, i Bertas, i Barrittas, giusto per citarne alcuni. Possiamo dire che in Sardegna ad oggi, visto anche, poi parleremo appunto del festival, c'è questo fermento, ci sono ancora tanti gruppi che suonano nelle cantine, che appunto si propongono anche nel palco di Bandiera Gialla Music Festival. Assolutamente sì, tant'è vero che il festival dedicava un ampio spazio anche ai gruppi emergenti, dedica un ampio spazio ai gruppi emergenti. È verissimo quello che dici, Fabrizio, in quanto il fermento che c'era negli anni 60, devo dire che si è sopito per un certo numero d'anni e adesso sta riprendendo in maniera veramente energica, tant'è vero che il festival propone diversi gruppi che sono composti da giovanissimi, ti posso dire i Charlie Don't Surf, ti posso dire La Città di Notte, ti posso dire The Beat Four, insomma sono tutti gruppi che sono andato a scovare tramite internet, tramite conoscenze e che poi ho ascoltato e che mi hanno fatto proprio, mi hanno convinto che questo fermento dell'allora Bandiera Gialla ancora oggi vive, fortunatamente. Allora, vogliamo illustrare il cartellone degli eventi, degli appuntamenti di Bandiera Gialla Music Festival? Lo facciamo insieme, ovviamente. Tu sei l'organizzatore, il protagonista di questo bell'appuntamento. Essendo mercoledì e 9 settembre, è chiaro che tra un po', perché alle 8:30, si inizia con la seconda data, col secondo concerto. Tu hai parlato prima di Charlie Don't Surf, giusto? Sì, che è stato l'esordio poi. Sì, si sono esibiti domenica 6, giovanissimi, fanno questo, è una band indie, molto carini, molto anche talentuosi, devo dire, perché tutti quanti sono molto bravi, ma in particolar modo batterista e chitarrista, cantante, compositore, ha dato prova di avere veramente delle idee molto interessanti. Ecco, dicevi oggi 9 appunto settembre, sarà la volta di diciamo, dei meno giovani, però di grande talento e di grande
prestigio, e Tiziana Capasso and Angiolini Bros Quintet, che vanno a toccare il jazz che è cantato dalle donne, infatti rappresentate poi da Tiziana Capasso. Il gruppo è un gruppo composto da musicisti importanti, quali Alessandro Angiolini al sax tenore, Andrea Angiolini al pianoforte, Piero Di Rienzo al contrabbasso e Luigi Sanna alla batteria. Sarà un bellissimo concerto, un bellissimo programma, le prenotazioni stanno arrivando numerose, come d'altro canto anche per il 6. Andiamo avanti, perché poi il cartellone ovviamente è bello ricco, ecco. Infatti. Certo, ecco, poi l'11 di settembre sarà la volta della Città di Notte. E la Città di Notte, anche questo gruppo è un gruppo di recente formazione, ma formato da musicisti consumati e di grande talento, quali Andrea Schirru al pianoforte, Edoardo Meredina al contrabbasso, Francesco Frank-Star alla batteria e la voce di Diego Pani. È un gruppo che esegue, come ha fatto d'altro canto, un'altra cosa che mi interessa che si sappia, sia la Città di Notte che Charlie Don't Surf hanno presentato un programma composto da pezzi inediti loro, per cui una cosa fondamentale e importante è che c'è questa ricerca, non più, magari negli anni 60, per fare un rapporto con quegli anni, c'era diciamo, da parte dei musicisti sardi, erano rari quelli che facevano pezzi inediti, i più replicavano canzoni pop famose del periodo, no? E chi era invece più originale era coraggioso? Come, scusa? Era più coraggioso forse chi proponeva. Esatto, era più coraggioso, erano i Barritas tipo che facevano pezzi loro, i Bertas che facevano pezzi loro, ma dico, i Nati Stanchi, i Globuli Rossi, l'Equipe 2000, ecco, francamente non li ricordo, sono tanti che non li ricordo, cover. Oppure facevano ad esempio la famosa messa beat dei Barritas ha fatto scuola, insomma. Mi dai un assist importante, perché i Barritas la fecero per primi, la eseguirono per primi, e gli allora Sovrani, che era il gruppo a cui appartenevo io, la fece per la prima volta col Celebrante, per cui facemmo ai salesiani, io sono stato salesiano molti anni, facciamo l'esecuzione della messa beat proprio durante la messa, per cui fu un grande evento. Ecco, ma per tornare poi a questi ragazzi, la Città di Notte, come dicevo, Charlie Don't Surf, presentano pezzi originali loro. Ecco, la Città di Notte è formata, dicevo, da musicisti di talento, per cui anche fanno un sound molto ricercato, virtuosistico direi. Ci sarà da godere delle acrobazie tecniche di Andrea Schirru, che è un pianista, proprio un diplomato in pianoforte, che poi si è trasferito verso questo genere musicale, e così come lui anche il cantante, che io apprezzo moltissimo. Per cui possiamo procedere a seguire. Ci saranno un gruppo ormai che non dico storico, ma quasi, perché i Saints of Life, che sono una tribute band dei Pink Floyd, devo dire che sono ospiti nei miei festival, insomma, abbastanza frequenti. È un gruppo che esegue i Pink Floyd veramente come pochi fanno in Sardegna. Io credo che loro siano il miglior gruppo, la miglior tribute band dei Pink Floyd, che si ispira ai Pink Floyd. Che non è assolutamente facile. No, assolutamente. Proprio un gruppo, è stato uno dei primi gruppi che si è buttato nella musica elettronica, che ha cercato soluzioni molto artificiose. È il primo gruppo che ha scoperto che il discorso scenografico era importante, per cui le luci, per cui l'utilizzo del laser, l'utilizzo di tanti effetti che li hanno fatti grandi.
E poi non di meno anche il fatto che loro di una canzone una canzone la sviluppavano a tal punto che le loro canzoni spesso durano 20 minuti, per cui c'è un discorso anche di compositivo, ecco, fatto di tanti effetti. E i Signs of Life sono veramente, chi vorrà venire a sentirli, e devo dirti che è quasi tutto esaurito il concerto del 12, sono veramente, meritano di essere sentiti. Mi piace dirvi i componenti velocemente: Livio Giuncheddu alla chitarra solista e voce, Paolo Caredda chitarra ritmica e voce, Alessio Montis basso e voce, Antonio Pillai tastiere e voce, Graziano Ruggeri batteria e voce. Per cui è un gruppo completo, cantano tutti, che non è da poco, e cantano in maniera polifonica, per cui ha più voci, e insomma vale la pena sentirli. Andando Quali agli abbiamo? ultimi... scusa, Sì. dimmi Fabrizio. No, andiamo avanti, prego, prego, stiamo raccontando ovviamente il cartellone. Sì, andando agli ultimi due gruppi, diciamo che questo festival, come tanti miei festival, è un festival che vuole essere anche molto variegato, perché non mi piace essere monotematico. Mi piace invece che, essendo io un divulgatore, essendo io un musicista, un insegnante del conservatorio che per mestiere fa la divulgazione attraverso la didattica, attraverso i concerti, anche tutti i festival che ho creato, ho composto, sono festival vari. Ecco perché il 18 troviamo Dal teatro al tango, cioè sembra un fuoritema, ma tutto sommato abbraccia uno dei tanti generi che compongono la musica, e soprattutto che stanno popolando la Sardegna, perché il bandoneon, che è protagonista col contrabbasso e la voce del concerto del 18 settembre, è uno strumento che sta prendendo piede in Sardegna grazie a un mio collega che si chiama Fabio Furia, e che ha avuto la forza e la tenacia di far entrare il bandoneon tra le classi del conservatorio. Per cui ecco perché nel caso specifico i due artisti sono Veronica Maccioni e Ottavio Facci, bandoneon, voce e contrabbasso. Sono veramente, creano un'atmosfera fantastica con poche cose, con pochi elementi, ma lo stesso bandoneon, tu lo sai Fabrizio, è uno strumento che riempie l'occhio, riempie proprio il suono del bandoneon, è di una potenza veramente grandissima. Per cui, ecco, per il 18 settembre Morris, o Maurice, francamente devo dirti la verità, me l'hanno detto in tutti e due i modi e io così lo pronuncio. Dal teatro al tango, appunto, con Veronica e Ottavio, e poi per concludere, io che sono un vecchio Un amante. della musica, No, è un grande credo che i Beatles non abbiano età, quindi indipendentemente da tutto. appunto, ma ecco, la cosa che poi mi farà piacere se verrai, Fabrizio, se ti capiterà Assolutamente. col poco tempo che hai. Però questi quattro ragazzi che hanno un'età media di 22 anni, che fanno un tributo ad Abbey Road, ma ne vogliamo parlare? Cioè vogliamo dire che cosa sono stati i Beatles e che cosa hanno portato i Beatles? E ti dirò di più, che questi ragazzi intanto interpretano un LP che è di una difficoltà notevole, perché è ricco sia dal punto di vista tecnico-strumentale che vocale. Possiamo parlare di Because, che è un coro a quattro voci, per cui è polifonia pura, che John Lennon ha inventato col suo piglio geniale. Ma così anche tante altre cose che sono la prima suite della storia della musica pop rock,
è dentro questo LP dei Beatles, Abbey Road. Cioè già all'epoca John, ecco, in questo caso pronuncio prima Paul McCartney e poi John Lennon, hanno cominciato a scoprire che potevano nascere suite, cioè tante canzoni legate tra loro. Per cui l'ultima parte di Abbey Road è proprio una vera e propria suite, con 4 pezzi legati l'uno all'altro. Insomma, incredibile. Comunque, tornando a questi The Beat 4, sono bravissimi, io li ho ascoltati dal vivo, hanno delle voci formidabili, riproducono Because come non mai, come difficilmente viene riprodotto. Ho sentito tanti altri gruppi che fanno il tributo ai Beatles, ma ti devo dire che questi sono i più bravi. Allora Giacomo, abbiamo dato l'elenco degli appuntamenti, si svolgeranno tutti al chiostro del convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari a Quartu, tutti Sì. con inizio alle 20:30. Sì. Come funziona per l'ingresso? Perché sai, con le norme anti-Covid immagino che sia cambiato, sì. no? Allora, dico 2 cose prima di parlare del Covid. L'ingresso non ha biglietto, ma ha offerta libera, perché come tu sai Fabrizio, e come sanno, molti non sanno, queste iniziative portano via molto denaro, portano via molta fatica, e il denaro che c'è a disposizione è sempre minimo, per cui non vogliamo fare una biglietteria, ma ci interessava anche avere testimonianze di stima e d'affetto, lasciando libere le persone di dare quello che ritengono, quello che vale questa manifestazione. Per cui ingresso ad offerta libera. Per quanto riguarda scusa, un'altra cosa è d'obbligo la prenotazione, in modo tale che qui ci colleghiamo al Covid, perché dobbiamo avere il nome e cognome, il numero di telefono, dobbiamo fare l'elenco di tutti gli spettatori che entreranno nel chiostro, in modo tale da avere sempre una mappatura di un eventuale contagio, insomma, poter arrivare a. Abbiamo ovviamente il solito detergente per le mani, dobbiamo entrare con le mascherine, dobbiamo mantenere la distanza tra le sedie che vengono disposte proprio ad hoc. Speriamo che non capiti come qualche volta ho visto, dove poi alla fine le sedie vengono spostate per fare gruppo, la distanza viene vanificata. Per cui sì, teatro, ecco, aggiungo anche questo, che ritengo sia importante, l'ho lasciato per ultimo proprio per questa ragione. Questa iniziativa, che nasce ovviamente con il contributo della Regione, del Banco di Sardegna, del Comune di Quartu, ma nasce anche con un organismo molto importante, che è la Scuola Civica di Quartu, della quale io sono il direttore didattico e artistico. Ecco, per questa ragione, considerando, tornando al discorso della divulgazione, del dare lo spazio ai giovani, ecco, ogni concerto viene aperto da un talento, e quando parlo di talento ti garantisco che parlo di talento trovato tra i nostri allievi della Scuola Civica di Quartu. Giovedì c'era una batterista pazzesca di 14 anni, Gaia Capai. Adesso il 9, oggi, sarà la volta di Stefano Metteo, poi sarà la volta di Giampaolo, adesso scusa, ho un momento di amnesia, Melis, Marta Moro, e così, insomma, 6 giovani musicisti bravi, veramente bravi, 2 batteristi per essere precisi e 4 cantanti del canto moderno, per cui apriranno loro il concerto, insomma, ogni concerto un allievo della Scuola Civica di Quartu. Bene, bene, bene. Allora, Giacomo, io ovviamente chiuderei qui l'intervista. Io ti ringrazio, ovviamente ricordando ancora una volta il Bandiera Gialla Music Festival, per vedere tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti sulle date, sulle modalità di ingresso, quindi anche di prenotazione. Vi invito anche a guardare, penso da questo punto di vista, Giacomo, di non lasciare nulla al caso, di guardare i siti, i profili Facebook
del Esatto. festival, dove ci sono tutti i riferimenti per tutte le persone che saranno interessate ad assistere a questi spettacoli. Giacomo, grazie davvero di cuore della tua partecipazione. Io ringrazio di cuore te e tutti i tuoi ascoltatori e mi auguro di vederli partecipare a questa iniziativa. Assolutamente sarà così. Grazie ancora e buona serata e buon lavoro, ovviamente. Grazie a Giacomo Medas, direttore artistico dell'Associazione Incontri Musicali. Grazie a tutti voi che ci avete seguito come sempre numerosi. Io vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella intervista, questa bella chiacchierata. Vi do appuntamento a domani, sempre con Effetto Sera, il talk show sul social. Buona serata.